In una zona di risorgive il fiume Lia è la testimonianza che sopravvive nei secoli, nella ricchezza d'acque del territorio di San Polo di Piave. Anguille e gamberi come cibi prelibati hanno guarnito le tavole dei poveri contadini come dei signori di un tempo per secoli e secoli, fino ai giorni nostri. Oggi, camminando nel tempo, rivivremo le emozioni di queste acque che continuano a scorrere lente tra vigneti, siti storici e leggende di templari. Festa del cioppet, peverel e asparago, ma cosa saranno mai? Sì, sono le erbe spontanee che crescono lungo il fiume Lia, nella festa di primavera di San Polo di Piave. Eccolo il nostro sindaco Nicola Fantuzzi. Ciao Ida, sindaco. e ben ritornata a San Polo di Piave. Oggi appunto abbiamo una novità. Con la nostra fiera di primavera proponiamo questa prima camminata lungo il fiume Lia, che è un fiume che attraversa il nostro territorio, il nostro comune, nasce a San Polo di Piave per poi agganciarsi ad Oderzo al Monticano. Un fiume che noi abbiamo a cuore per tanti fattori, oltre ai gamberi di acqua dolce, oltre al fatto che era un fiume speciale per anche le coltivazioni agricole, e poi perché le donne andavano a raccogliere queste erbe spontanee per poi cucinare, fare una cucina proprio tipica territoriale. Oggi con questa camminata abbiamo deciso di ritornare alle origini e portare tutta la gente ad ammirare queste sponde di questo fiume nostro. Ma sentiamo il programma di questi 2 intensi giorni direttamente dal presidente della Proloco, Claudio Ongaro. 26-27 aprile 2025 parte la camminata sul Lia in collaborazione con la Proloco di San Polo di Piave. Eccolo il nostro presidente Claudio Ongaro. Ciao Claudio. Ciao Ida. Ricco il programma. Ricco il programma, esatto. Infatti oggi partiamo con questa passeggiata naturalistica lungo il nostro fiume che è il Lia. Durante la passeggiata ci sarà una guida che spiegherà in vari punti le risorgive e tutta la vita che c'è nel fiume Lia. Poi questa sera abbiamo una cena di gala a base di asparago ed erbe spontanee qui nella Proloco. Il giorno dopo a seguire in piazza, anche lì ricchissimo il programma. Partiamo la mattina con la mostra mercato di artigiano e hobbistica. Ci sarà il raduno di auto d'epoca, la visita al campanile guidata, l'esposizione di trattori storici. Poi qui in Proloco faremo da mangiare anche domani per chi vorrà comunque venire a mangiare ancora asparago e erbe spontanee. È detto il fiume dei gamberi e dei spinnerel. Ma che cos'è un spinnerel? È un piccolo pesciolino che si accoppia proprio in questa stagione. Una storia tutta da raccontare dal dottor Fausto Pozzobon. Buongiorno professore. Buongiorno. Qua si faceva scuola sulla riva del fiume, soprattutto in questo periodo qua. Proprio in questo periodo qua arrivavano da valle i piccoli spinarelli e noi sopra il ponte appena più in qua li vedevamo arrivare. Cosa facevano qua? Andavano verso la sorgente, acqua ossigenata, e qua costruivano, noi li abbiamo visti, costruivano tutta una serie di piccole gallerie fatte di bacchettini, rametti, cose di questo tipo. Il maschio faceva questo lavoro qua, la femmina sceglieva la casa e deponeva le uova. Ed ecco, professore, tutte le nostre persone, i nostri turisti
che stanno arrivando veramente da tutte le province vicine per questa camminata sull'Ia. Sì. Allora andiamo in passeggiata con loro perché ci sono ancora tante cose da vedere e da raccontare. Chi nella sua vita non ha mai raccolto dei fiori? Questo è il fiore della cicutaria e si trova proprio lungo le sponde del fiume Lia, vero Gianpietro? È assolutamente così, è una pianta estremamente comune e come tantissime altre piante di lei sappiamo ben poco. Io l'ho raccolta perché noi non siamo più abituati a guardarci intorno, non conosciamo più l'ambiente dove abitiamo e luoghi come questo ci offrono ancora uno scrigno dal valore incommensurabile di biodiversità. Gianpietro, l'importanza di queste manifestazioni che sono sempre più richieste e molto seguite. Ecco, questo è vero, assolutamente, c'è una richiesta di ambiente, l'importanza è semplicemente accorgerci del paesaggio che ci circonda. Noi viviamo di paesaggio, non siamo più abituati a leggerlo e ad ascoltarlo. Manifestazioni come queste ci riavvicinano all'ambiente. Sindaco, terra d'acqua buona, terra d'acqua limpida, ricca di ossigeno. Naturalmente tutti ne traggono vantaggio, anche gli animali e i loro relativi prodotti di questa zona. Esatto, e non poteva mancare un passaggio in questa giornata di primavera sull'Ia al caseificio Lia. Andiamo subito a vederlo. E qui troviamo Claudio. Ciao. Buongiorno, Claudio. buongiorno a tutti. Tutto parte da questa cisterna qua. Il latte viene scaricato qua ogni mattina, entra dentro. Adesso vi faccio vedere il caseificio. Venite. Qui il latte viene trasformato? Sì. Qui ogni giorno tentiamo di fare del nostro meglio per trasformare i prodotti del caseificio Lia. Ciao Ida, grazie mille di tutto. Grazie a te Claudio. Lasciamo Claudio e il caseificio Lia, ci spostiamo 2 passi per fare un salto nella storia, al tempo dei Templari. Quello che voi vedete è l'unico luogo templare ancora in uso, aperto al pubblico in tutta Italia. Tra l'altro si trova al centro di tanti confini dei potentati di quel tempo. Tutto è collegato alla prima crociata che viene proclamata, pensata nel 1095. Una storia tutta da raccontare con Vinicio Cesana. Ciao Ida, Ciao. Piacere sempre ritrovarti. Sì, il 27 novembre 1095 nel concilio di Clermont Papa Urbano II manifestò al mondo l'auspicio, la volontà di liberare, di riappropriarsi dei luoghi santi della Palestina. Ecco, naturalmente questa aspirazione del Papa fu portata nei paesi dalle congregazioni religiose, dai frati che giravano di paese in paese e accolse un successo incredibile. Naturalmente i tempi furono molto più lunghi perché questa armata partì nei tempi successivi e arrivò nel giugno del 1099 alle porte della città santa di Gerusalemme. Naturalmente non fu indolore perché questi soldati cristiani sotto il grido "Dio lo vuole" fecero una carneficina. È un'emozione, Vinicio, toccare questi muri con tanta storia, tanta leggenda, ma spieghiamo come nascono i Templari e come nasce questo insediamento. Nel contesto della prima crociata nascono diversi ordini cavallereschi che si mettono al servizio dei pellegrini
perché vogliono giungere in Terra Santa. Tra questi i Cavalieri del Santo Sepolcro, che sono tuttora esistenti, i Cavalieri Giovanniti, che sarebbe l'ordine sovrano di Malta attuale, e anche i Templari che ebbero una vita brevissima, meno di 200 anni, ma che sono i più famosi di tutti quanti, perché c'è molta leggenda sui Templari. Ma il momento decisivo per loro fu il 1139, quando dal Papa ebbero in un certo senso il potere di essere autonomi da qualsiasi autorità ecclesiastica e amministrativa. In pratica rispondevano delle loro azioni solo all'autorità del Papa. Questa è la prima testimonianza templare che noi abbiamo qui. Sì. Il primo documento che parla di questo insediamento di tempio è del 1174. Questa è una scritta, ce ne sono 3 tracce di queste scritte che erano scritte dedicatorie, invocazioni ecclesiastiche di preghiera, delle quali purtroppo non si è ancora giunti a una interpretazione. Vinicio, quando finisce e in che modo la storia e la grande leggenda dei Templari che ci lasciano tanta testimonianza? Nei primi anni del 1300, nel 1307, il Papa fece arrestare i Templari, naturalmente in Francia, ma poi ci vogliono degli anni per arrivare nelle varie residenze, nei vari insediamenti. Proseguì questa persecuzione fino al 1314, quando a Parigi, sull'isola, sulla Senna, fu bruciato vivo l'ultimo gran maestro dell'ordine dei Templari, e quello concluse definitivamente l'epopea in meno di 200 anni. In meno di 200 anni, sì, ma la storia e la testimonianza rimangono nel tempo anche qui, certo, a San Polo di Piave. Certo. In ogni passeggiata della natura l'uomo riceve molto di più di ciò che cerca. Ed è la ricchezza della natura, la fonte di ogni ispirazione. Questo è l'incanto di San Polo di Piave e del suo territorio e del mistero affascinante che lo avvolge. E grazie, gentili telespettatori, di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di Itinerari. Buona serata.